Siamo stati invitati qui oggi da Fondo Pensione Solidarietà Veneto per raccontare come funzionano gli investimenti sostenibili a 360 gradi, partendo da quelle che sono le aziende, quindi le aziende nelle quali si può andare a investire, guardando anche quello che è l'ambiente regolamentare, quindi cosa cambierà nella regolamentazione in futuro, per arrivare poi agli investitori istituzionali, come si stanno muovendo, per esempio altri fondi pensioni a livello europeo, a livello internazionale, e quindi poi vedere come effettivamente si possono fare questa tipologia di investimenti, quali sono i vantaggi, quali sono i rischi, quali sono le complessità e come poterli fare nella pratica. Abbiamo portato un bel po' di esempi che penso siano stati molto utili, uno su tutti un esempio nel settore ambientale delle aziende che hanno fatto transizione energetica, quindi passando dal petrolifero alle energie rinnovabili, quindi far vedere che effettivamente ci sono settori della nostra quotidianità nella quale si può investire facendo rendimento ma anche avendo un impatto ambientale e sociale positivo. Poi in conclusione chiaramente è stato anche segnalato il fatto che comunque non è così semplice approcciare per la prima volta questo tipo di investimenti e quindi è importante mettere insieme un percorso molto solido, molto ben strutturato per arrivarci per gradi e farli poi nel modo giusto, perché ovviamente il fondo pensione poi ha giustamente delle responsabilità sociali molto, molto rilevanti, anche di rendimento nei confronti degli associati, quindi le due cose devono essere bilanciate poi nel modo corretto, ma il nostro messaggio è che è assolutamente fattibile. Più che strumenti la normativa oggi incomincia a dare delle linee guida, no? Da una parte tra un po' di tempo imporrà anche di dare una reportistica di tenere in considerazione quelle che sono le dinamiche, le dimensioni sociali, ambientali e di governance negli investimenti e poi appunto nei risultati che vengono ottenuti. Quindi sarà importante sapere come farli per poi spiegare anche come sono stati messi in pratica e dall'altro dà delle definizioni, perché ovviamente oggi sentiamo parlare di sostenibilità, sentiamo parlare di green, no? Di investimenti verdi da tutte le parti, però ovviamente non tutto è green, abbiamo usato il termine greenwashing, come dire che si cerca di far rientrare tutto negli investimenti sostenibili. Quello che fa la Comunità Europea è dare delle linee guida molto ben dettagliate, molto precise, in modo tale che si sappia poi come classificare le cose.